La seconda corsa è una prova riservata ai gentleman con cavalli di 4 anni a reclamare per 8.000 euro. Prova in cui favorita Gilda Cup con Matteo Zaccherini, questa allieva della scuderia Santese, Giuseppe De Filippis l'allenatore. È tutto pronto, si va in partenza. All'1 Genièvre Manuele Casillo con il numero 2 Glam Mail, mentre stavo guardando che arriva a tutta velocità, va a recuperare la Lanche Pax con il 3, il 4 Gitana Griffa, il 5 Gilly Star dei Room, 6 Galileo AM, 7 George dei Greppi, 8 Ginevra Mark e 9 Gilda Cup. Allineamento completato sulla curva di sinistra, la macchina inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Tende a ritrarsi dal 6 Galileo AM. Partiti. È veloce dal centro dello schieramento Gitana Griff che prova a scavalcare Glam Mail quando si imbocca la prima curva. Glam Mail che mantiene la figura all'interno di Gitana Griff che ci prova. Poi lungo la corda tiene contatto Gea Pax, completamento dei 200 metri iniziali in 14,4 con al comando Glam Mail, di fuori insiste Gitana Griff, poi Gea Pax, Gilly Star dei Room, Gilda Cup, insiste Gitana Griff che dà un parziale severo al completamento dei 400 passati in 28,9, insiste Gitana Griff all'attacco di Glam Mail, viene fuori parziale decisamente fuori misura, alla fine passa Gitana Griff dopo 600 in 43,4 sul piede dell'1,12 e ora si muovono gli attendisti, sposta Gilly Star dei Room allo scoperto, trascinandosi Gilda Cup, poi Galileo AM, 800 iniziali in 57,9 addirittura per Gitana Griff che prosegue in vantaggio a buon ritmo. Numero Si 7, avvicina al largo Giorgio dei Gilly Greppi, Star dei squalificato. Room, poi Gilda Cup che non tiene il contatto con Gilly Star, quindi Galileo M chiuso in corda Genièvre dopo 1 chilometro in 1,13,1, Gilly Star dei Room scende alle spalle di Gitana Griff, si riavvicina piano piano, poi ancora Gea Pax che ha mosso dalla corda, si libera anche Genièvre a 400 dal palo, 1,28,2 i 1.200 di gara, con in vantaggio Gitana Griff, si prepara Gilly Star dei Room, poi ancora Gea Pax e Genièvre, galoppa Gitana Griff e lascia Numero così al 4, comando Gitana Gilly Star Griff, dei Room, squalificato. inseguita da Genièvre e poi Gea Pax in vantaggio Gilly Star dei Room su Genièvre che arriva forte, si difende Gilly Star, insiste Genièvre, Genièvre passa nei confronti di Gilly Star dei Room. Al terzo posto Ginevra Mark, 31,3 la chiusa in ovvia sofferenza, 1,14,5 il ragguaglio, Genièvre, Manuele Casillo per il training di Gennaro Casillo e i colori della scuderia Vaporino, la figlia di Cockstyle che sembrava abbonata al secondo posto. Oggi trova un meritato successo, corre molto molto bene Gilly Star dei Room che però si deve accontentare del secondo, al terzo finendo da molto molto lontano Ginevra Mark.